Buongiorno a tutti e alla fantastica community di Matto Scacco. Io sono il candidato maestro Fideluca Ballotti e ho il piacere di presentarvi questa nuova miniserie di 3 brevi video in cui andremo insieme alla scoperta di una difesa che troppo spesso viene ingiustamente snobbata. Sto parlando della difesa Philidor, una difesa meno giocata rispetto ad altre che il nero gioca in risposta alla mossa 1 e 4 del bianco. Ed è un'apertura che nonostante la sua poca popolarità può offrire ottime chance al nero. Quindi un'apertura sicuramente interessante di cui potresti far tesoro per migliorare nel mondo delle 64 caselle e quindi di conseguenza aumentare di livello. Personalmente è stata un'apertura che mi ha aiutato molto, mi ha accompagnato nel mio percorso scacchistico fino al raggiungimento del punteggio di 2200 punti Elo, quindi è un'apertura con cui mi sono trovato molto bene e mi sembra molto eloquente iniziare con una partita che mostri come anche il campione del mondo, quindi il fortissimo Magnus Carlsen, può andare in difficoltà contro questa difesa e infatti in questa partita contro il grande maestro russo Dubov Carlsen perse. Quindi iniziamo subito, la difesa Philidor inizia così, quindi il nero va a difendere il proprio pedone attaccato dal cavallo bianco con il pedone in D6, quindi senza andare a sviluppare il cavallo in C6 che è la mossa più giocata. A questo punto l'idea del nero è quella di andare a fare pressione sul pedone N4, quindi sviluppare molto velocemente i suoi pezzi sull'ala di re, arroccare corto e poi magari posizionare una torre in E8 per fare pressione sul punto in E4. Qui il bianco gioca a cavallo C3, quindi difende il suo pedone, come vi dicevo, il nero sviluppa il prima possibile il suo lato di re per arroccare corto. A questo punto il campione del mondo gioca uno schema di fianchetto, uno schema abbastanza moderno. E ok, qua il nero quindi va ad arroccare, mettere sicuro il proprio re e dopo alfiere G2 arriva torre 8 che già inizia, diciamo, a raggi X, una volta spostato l'alfiere che magari andrà in F8, a bersagliare il più possibile il pedone in E4, che dunque in futuro potrà risultare un facile bersaglio. Il bianco gioca al rocco corto, il nero gioca al C6, che è una mossa molto comune nella difesa Philidor che ha vari scopi. Sicuramente va a togliere 2 case molto importanti ai cavalli bianchi, ma ha anche l'obiettivo di giocare la mossa B5 che spesso può diventare fastidiosa. Carlsen non ci pensa 2 volte, gioca la mossa 4 e qua il nero gioca a 5. L'idea di A5 sarà quella di trasferire un cavallo nella casella in C5 da cui potrà coordinarsi con il cavallo in F6 del nero e la torre in E8 per andare a fare pressione ancora una volta sul pedone in E4. La mossa 5 quindi ci risulterà utile proprio perché andrà a togliere la casa in B4 che poteva sfruttare il pedone bianco per andare a scacciarci il nostro cavallo in C5. Qui il bianco gioca H3, una mossa abbastanza comune che va a togliere la casa G4 ai pezzi del nero. Molto spesso potrebbe arrivare per esempio un cavallo per andare a infastidire un eventuale alfiere in E3. E ok, qua il nero prosegue con il suo piano con cavallo 6, quindi il suo piano di riposizionare il cavallo in C5. Torre 1 mette un altro pezzo alla difesa del pedone in E4, alfiere F8 libera la torre, alfiere F4 cavallo C5. Questa è una posizione che molto spesso c'è comunque uno schema di pezzi del nero che molto spesso può essere raggiunto nella difesa Philidor. Infatti i pezzi del nero trovano, diciamo, la collocazione ideale in queste case. A volte l'alfiere del nero potrà svilupparsi in fianchetto successivamente la spinta in G6 e vediamo un po' come si è comportato il campione del mondo Magnus Carlsen con il bianco. Qui Carlsen gioca la mossa donna D2, H6, ecco H6 è una mossa molto subdola, nel senso l'idea di H6 è quella di giocare G5, che è una mossa che sembra indebolire l'arrocco del nero, ma il punto è che una volta che l'alfiere del bianco si ritira va ad ostruire l'azione della torre sul pedone in E4 e di conseguenza il pedone in E4 andrebbe perso, perché avremo ben 3 pezzi all'attacco di questo pedone, mentre il bianco si ritroverà solamente con 2 pezzi in difesa. A questo punto il bianco gioca la mossa migliore, bianca Magnus Carlsen gioca G4 che ha l'idea di andare a dare la casa in G3 all'alfiere dopo la spinta in G5 e di conseguenza lasciare l'azione della torre sul pedone in E4. A questo punto Dubov gioca donna B6 che inizia a fare pressione magari sul pedone in B2, Carlsen se ne frega, gioca torre a D1 e il punto è che il nero adesso non può andare a catturare il pedone in B2 perché dopo torre B1 la donna inizierebbe ad avere poche case. E una volta che il bianco continua ad attaccarle con le torri, una volta che arriva in C4, la donna nera non ha case, di conseguenza la mossa alfiere F1 va a mangiare la regina del nero. Quindi tornando alla partita, Dubov ovviamente non è cascato in questo, diciamo, tranello e gioca alfiere D7. Alfiere D7 con l'idea di
andare a posizionare la torre in D8 e poi magari tornare indietro per liberare l'azione della torre. A questo punto Carlsen, che ha già diciamo sviluppato tutti i suoi pezzi, fa una mossa profilattica, ovvero la mossa in B3, che di conseguenza toglie per sempre l'eventuale minaccia in B2 della donna nera. Torre a D8, alfiere G3, alfiere C8, quindi la partita prosegue. E qua Carlsen gioca una mossa che può sembrare strano, gioca la mossa Re H2. Perché ha giocato questa mossa? Ha giocato questa mossa perché molto spesso l'azione di questa donna qua può andare a infastidire il Re in G1. Infatti se il bianco volesse per esempio provare a spingere il pedone F con magari la spinta in F4, la diagonale adesso risulterebbe indebolita e dopo la fortissima D5 e dopo tutti questi cambi qua, questa debolezza della diagonale si andrebbe a far sentire. Adesso la torre si posiziona all'attacco del cavallo e quando l'alfiere si sposta, cavallo E6, e possiamo notare come tutte queste inchiodature sul cavallo del bianco creino forti problemi alla coordinazione dei pezzi bianchi. Quindi di conseguenza RH2 è una mossa preventiva, profilattica, per evitare qualsiasi tipo di minaccia su questa diagonale. E dopo RH2 Dubov gioca G6. Dopo G6 Carlsen gioca F3 e alfiere G7, quindi come vi dicevo, come vi avevo anticipato all'inizio del video, spesso l'alfiere del nero troverà una casella o comunque una collocazione ideale nella casella in G7, quindi in fianchetto. A questo punto il bianco gioca donna F2, H5. Ecco, H5 è una mossa molto forte perché, come indicato dalle frecce, adesso la pressione sul pedone in G4 è tanta. E infatti il re e la regina in queste due caselle qui si vanno a esporre molto spesso a delle minacce di cavallo. Se il bianco dovesse giocare una mossa stupida come per esempio torre A1, potrebbero già esserci minacce di questo tipo. Con alfiere per G4 e dopo che il bianco va a catturare il pezzo del nero, cavallo G4 è una forchetta tra il re e la donna. Quindi di conseguenza dopo la spinta in H5 il bianco deve giocare la mossa G5, quindi togliersi da questa tensione. E ora la forte H4, una mossa intermedia molto forte per dare la casa H5 al cavallo. Quindi il nero sta sacrificando un pedone per andare a spostare il proprio cavallo in una casella molto attiva. Quindi dopo che l'alfiere cattura cavallo H5, il bianco gioca cavallo C2 e adesso la fortissima D5. Come spesso accade in questo tipo di posizioni dove il re di uno dei due giocatori è abbastanza esposto, in questo caso proprio per via della spinta in G4 e poi in G5, una rottura al centro può aprire le linee e di conseguenza mettere in grave pericolo il re del bianco. Quindi D5 è una mossa molto molto forte. Il bianco reagisce e dopo un paio di mosse il bianco riesce a cambiare una torre, ma allo stesso tempo le case bianche sono molto molto deboli. Inoltre questo re è abbastanza in pericolo, questa donna è molto forte, il cavallo è in una posizione fortissima, questo alfiere è abbastanza murato dai suoi stessi pedoni, questo alfiere invece potrà trovare un'ottima collocazione in F5. Quindi cavallo G1 per andare a difendere con la donna il pedone in F4 e qua il nero prosegue avanzando, continuando ad avanzare con i propri pezzi. Quindi stiamo vedendo in questa partita tutto il potenziale della difesa Philidor, quindi tutti i pezzi del nero che sprigionano la loro massima potenza e di conseguenza vanno a creare forti minacce al bianco. Alfiere F5 sviluppa anche l'alfiere in una casa molto buona, le case bianche del bianco sono deboli e con un paio di mosse il nero continua a migliorare la propria posizione fino a quando, una volta arrivati diciamo al culmine della potenza dei pezzi del nero, il bianco inizia a fare molta fatica. Ora cavallo C3 inizia a fare una forte pressione sui pezzi del bianco, cavallo G1, cavallo 2 attaccando la donna, quindi mossa intermedia, la donna si sposta e adesso la donna va a mangiare il pedone in C2 difesa dall'alfiere e dopo il cambio di queste torri si entra in un finale dove però i pezzi del bianco sono molto scordinati, soprattutto l'alfiere in H4 e qui il nero gioca la mossa cavallo C3 e Carlsen, che comunque è il campione del mondo, è un giocatore fortissimo, davvero spaventoso in certe posizioni, in certe partite, in questo caso a corto di tempo probabilmente stava pensando a varie varianti, ad un certo punto si vede che è andato comunque in difficoltà e gioca l'errore che fa finire la partita, ovvero alfiere F2, lasciando il cavallo in E2 in presa. Quindi qua Dubov cattura il cavallo e Carlsen abbandona.
In ogni caso la posizione non era facile. Se per esempio il bianco avesse provato a catturare il cavallo dopo la cattura di alfiere, adesso la minaccia è quella di far spostare il cavallo per poi andare a mangiare il pedone. E se il bianco va a difendere il cavallo con l'alfiere, dopo alfiere per b3, il cavallo è inchiodato perché cadrebbe l'alfiere e di conseguenza si entra in un finale dove gli alfieri del nero sono fortissimi, il pedonino a4 è davvero molto molto debole, cadrà molto probabilmente e il nero riuscirà a costruirsi dei pedoni passati e di conseguenza andrà a vincere la partita. Quindi ci ho tenuto a farvi vedere questa partita perché i due giocatori che si scontrano sono due giocatori di livello assoluto. Carlsen è il campione del mondo, Dubov è comunque tra i più forti al mondo, ha un buon 2700 di elo e quindi questa partita vi ha mostrato un po' le potenziali di questa difesa, quindi anche un giocatore forte come Magnus Carlsen potrebbe trovarsi in difficoltà.